Ariete. Segno maschile, di fuoco. L'Ariete simboleggia il risveglio primaverile della natura. I nati nell'Ariete sono audaci, impulsivi ed esuberanti. Raramente sanno attendere con pazienza, ed aspirano nella vita a posizioni di primo piano. Sono pronti ad esaltarsi e ad appassionarsi, sostanzialmente ottimisti, dispongono di una notevole energia. Chi ama come tu ami spesso subisce qualche piccola delusione, ma non scoraggiarti. Dimostri di avere eccellenti abilità analitiche e sei un giudice molto attento, che sa separare il grano dall'olio, e sei in grado di capire immediatamente qualcosa che non quadra. Hai talvolta bisogno che gli altri ti apprezzino e ti stimino. Sai vedere il mondo in maniera cristallina, senza veli né illusioni. Agisci con calma e potrai risolvere al meglio i problemi con chi ti sta vicino. Impara a padroneggiare le tue emozioni, evitando di cacciarti inutilmente nei guai. Anche se non sei certo privo di originalità, raramente ti lanci in innovazioni audaci. Eviti di ostentare le tue abilità, anche quando sei sicuro di te stesso. Non piangetevi addosso. Toro. Segno femminile, di terra. Il toro simboleggia la fertilità della natura. Una sana concretezza aiuta i nati sotto questo segno a godere dei più semplici piaceri della vita. Sono forti e tenaci nel perseguire le loro mete, in loro la riservatezza si sposa con il senso pratico e la solidità morale. Solo alcuni dei tuoi sogni si realizzano poi nella realtà. Tenderai invariabilmente a scegliere un partner che sappia aiutarti a comprendere il tuo bisogno di progredire, perché un supporto emotivo è fondamentale per la riuscita dei tuoi sforzi. Desideri essere approvato e apprezzato, ma persino tu rimani confuso dal tuo comportamento. Giudichi le tue vicende con troppo pessimismo. In questo modo tutto ti sembra molto peggiore di quanto non sia. Manifesti una dimensione sociale, attiva o passiva che sia. Esprimi le tue preferenze, ma se non hai esigenze specifiche sei lieto di sottostare ai desideri altrui. Forse ultimamente hai esagerato un po' con le spese, è il momento di rimettere ordine nei conti. Sei di solito schietto, disciplinato, riflessivo. Non entrate troppo negli affari degli altri, a volte siete troppo invadenti. Accettate ogni tanto anche l'aiuto degli altri. La vostra prontezza nel dare può trasformarsi in un meccanismo di controllo. Cercate di dare incondizionatamente. Non trascinate troppo a lungo le vostre sofferenze. Gemelli. Segno maschile, d'aria. I gemelli simboleggiano la multiformità della natura. I nati nei gemelli si adattano con naturalezza alle più diverse situazioni, ed hanno un innato desiderio di comunicare e rinnovare costantemente i propri interessi. Sono disponibili verso gli altri, anche se la loro estrosità può giocare a volte a loro sfavore. Le tue reazioni sono genuine, esprimi sinceramente le tue opinioni, in linea di massima resti sempre lo stesso e non cambi nemmeno con l'avanzare dell'età. Tralasciando una persona giudicata poco eccitante, hai subito una perdita di cui non ti rendi ancora del tutto conto. Non essere troppo creativo col denaro, non è il momento giusto per fare investimenti. Quello che è importante per te, non è tanto il successo personale, quanto il successo delle imprese a cui partecipi.
Sebbene tu aspiri ad arrivare in alto, sei troppo onesto e leale e hai troppo senso dell'onore per riuscirci. Talvolta persino tu sei colto da dubbi sul loro equilibrio personale. Talvolta sei considerato troppo poco realista e addirittura compatito da qualcuno, oppure liquidato come un ingenuo. Maturando, hai capito le esigenze alla base di alcuni comportamenti passati. Non lasciate briglia sciolta al vostro io. Se concedete libertà a voi stessi, perché non agli altri? Lasciate che ognuno abbia ciò che gli è dovuto e non cercate sempre di sopraffare e controllare tutto. Adeguate alle circostanze il vostro desiderio di piaceri e divertimenti e cercate di mantenere un equilibrio di vita. Concedetevi di non far niente, ogni tanto. Cancro. Segno femminile, d'acqua. Il granchio, racchiuso nel suo guscio, simboleggia l'introversione. I nati nel granchio sono impenetrabili e flemmatici, ma hanno anche grande sensibilità ed intuito. Imbattibili quando occorrono concentrazione e resistenza, non sempre impegnano le loro capacità per farsi strada nella vita. Sei un po' troppo pessimista, la situazione non è poi così nera. I nati nel tuo segno cercano sempre l'aiuto degli altri, ma con il tempo imparano a essere indipendenti. Spesso gli altri si domandano come mai i tuoi risultati non corrispondono alla tua ambizione. Non ti trovi sempre bene in ruoli preminenti all'interno della famiglia o del luogo di lavoro, per via di un latente senso di inferiorità. Sei incerto e non hai tanta autostima, ma riesci a nascondere la tua confusione. Non sopporti l'insistenza altrui su questioni che ritieni irrilevanti. Non reagisci molto bene quando qualcuno cerca di ostacolare le tue attività e in questi frangenti può emergere un lato alquanto spietato della tua personalità. Sei capace di commettere gravi errori e fare calcoli completamente sbagliati. Ma, fortunatamente, sei dotato di tale fermezza e capacità di resistenza da riuscire, nella maggior parte dei casi, a dare una svolta repentina alla situazione. Cercate di mettere un freno alla vostra tendenza a mettervi in pericolo. Considerate le argomentazioni e i punti di vista diversi dai vostri, invece che rifiutarli a priori. Rafforzate il vostro centro di gravità e imparate a raggiungerlo quando volete. Con il passare degli anni, cercate di compiere una graduale transizione dal piano fisico a quello spirituale. Leone. Segno maschile, di fuoco. Il leone simboleggia la fierezza, la vitalità e la volontà imperiosa. Intraprendenti e dinamici, godono di una grande stabilità interiore. Ambiziosi e dominatori, hanno difficoltà ad adattarsi a ruoli secondari, all'eccesso, possono diventare anche arroganti e presuntuosi. Ogni tanto la realtà ti sembra una gabbia di ferro, il tuo animo ha bisogno di cambiamenti. Adori i film perché ti conducono in un'altra dimensione da cui si osserva questa. Tendi a vedere ovunque la prova delle tue idee, rischiando così di convincerti che ogni cosa che accade debba necessariamente avere un significato speciale per te. In genere gentile e poco appariscente, reagisci con vigore se ti senti offeso. Assumi un atteggiamento deciso e sai come comportarti nei settori per te importanti. Devi imparare non solo a essere più realistico nel valutare i nemici, ma anche a guardare alla vita in generale con occhio più freddo e obiettivo. Alcune esperienze positive e negative dell'infanzia hanno lasciato in te una chiara impronta.
Talvolta diventi decisamente estroverso, una volta uscito dal tuo guscio. Cercate di raggiungere un compromesso con le richieste sociali. Vergine. Segno femminile, di terra. La Vergine simboleggia la riservatezza ed il pudore dei sentimenti. Timidi ed introversi, i nati nella Vergine sono critici severi di sé e degli altri. Dotati di intelligenza e metodicità, rischiano però di apparire un po' monotoni e pignolescamente legati ai dettagli. Piccole divergenze in famiglia e sul luogo di lavoro saranno risolte con un po' di buonsenso. È possibile esprimere le tue emozioni, senza mostrarti per questo aggressivo. Il tema dell'ascesa può essere anche una sorta di filosofia per te. Grazie al tuo talento per l'improvvisazione, riesci ad eludere le questioni compromettenti. Alcune delle difficoltà che incontri nella vita dipendono dalla tua incostante energia. Dalla mancanza di una ricca vita sociale, dalle paure e dal temperamento instabile, o dalle insicurezze riguardanti il ruolo che sei chiamato a svolgere nella vita. Se ti concentri sul lavoro e non sai fare corridoio, rischi di venire sottoposto, con tuo grande sconforto, a una raffica di pesanti critiche. Maturando potrai diventare una persona aggressiva e positiva, pronta ad affermare la propria volontà e ad agire concretamente nel mondo, e capace di fondere gli aspetti sociali, familiari e sentimentali della propria esistenza. Riuscirai a realizzare i tuoi sogni grazie alla caparbietà che ti contraddistingue. Trovate i vostri veri valori dentro di voi, non lasciatevi affascinare troppo dal più nuovo o dal più grande. Cercate di seguire un solo sentiero. Vantatevi pur delle vostre differenze se volete, ma non fatevene un'ossessione. Bilancia. Segno maschile, d'aria. La bilancia simboleggia l'equilibrio, l'armonia e la sete di giustizia. I nati nella bilancia hanno grande capacità di immedesimazione, sanno accostarsi al prossimo con grande successo grazie anche ad una innata gentilezza di modi. Non amano essere troppo coinvolti nelle responsabilità. È bene che impari a non pretendere tutto subito da te e dagli altri, per non trasformare le tue aspettative in delusioni. Non trascurare i segni del tuo carattere, che ti aiutano a capire chi sei. Hai avuto qualche difficoltà sentimentale, ma se non si è ancora sistemata prima o poi lo farà. Gli altri approfittano senza scrupoli della tua disponibilità. Scegli la tua professione per entusiasmo, e quando questo si smorza può nascere la crisi e la spinta a mutare direzione. Se non coltivi il tuo intuito, quando l'emotività prevale sulla ragione rischi di perdere il controllo. Sii più prudente nel giudicare le persone che incontri. Le tue cognizioni non sono sempre approfondite. Ma nell'area che più ti interessa, un interesse che talvolta si trasforma in vera e propria ossessione, tendi comunque ad accumulare una messe impressionante di informazioni. Calmate la vostra anima. Qualche volta cercate di tirarvi indietro piuttosto che buttarvi nella mischia, lasciando in pace gli altri. Siate meno critici, se possibile. Imparate ad accettare gli altri e ricordatevi dei poteri dell'amore. Dividete con il resto del mondo le vostre capacità. Scorpione. Segno femminile, d'acqua. Lo scorpione simboleggia l'aggressività e l'impenetrabilità. I nati nello scorpione vivono in perenne conflitto con il mondo, cercando sempre di guadagnare una posizione dominante.
Sono individualisti e dotati di una intuizione penetrante, che usano per cercare di cogliere ogni più segreta motivazione altrui. Benché tu sia in grado di lavorare per una società o per altre organizzazioni, rendi al meglio quando godi di sufficiente autonomia, prendendo decisioni, o sollevando una determinata questione nel momento più opportuno. Devi sforzarti di essere più comprensivo e accondiscendente, e soprattutto più pronto al perdono, poiché tendi a cadere nella logica del "chi non è con me è contro di me". Giudichi le tue vicende con troppo pessimismo. In questo modo tutto ti sembra molto peggiore di quanto non sia. Dotato di una grande capacità di comprensione umana, ti preoccupi sovente del rispetto della giustizia e dell'uguaglianza. Non è semplice introdursi nel tuo mondo e chi desidera diventare tuo amico scoprirà che bisogna essere infinitamente pazienti e comprensivi, e, soprattutto, non pretendere troppo. Qualche volta i tuoi desideri non sono realizzabili. I limiti e i divieti ti irritano e hai bisogno di qualche cambiamento di tanto in tanto. Cerca di realizzare i tuoi sogni partendo da piccoli passi. Non abbiate paura di rivelarvi agli altri. La freddezza non porta benefici duraturi. Assecondate la parte migliore e più creativa di voi stessi. L'autocommiserazione è un veleno. Sagittario. Segno maschile, di fuoco. La freccia del Sagittario simboleggia lo slancio vitale ed il desiderio di elevazione. I nati nel Sagittario sono impulsivi, entusiasti e sempre tesi nello sforzo di una conquista. Intraprendenti ed ottimisti, hanno un'innata fiducia nel prossimo che li rende talvolta vulnerabili. Stanno sorgendo dei piccoli problemi in campo sentimentale, ma niente di irrimediabile. Dal momento che apprezzi molto ciò che hanno gli altri di buono, ti trovi spesso in difficoltà a realizzare in concreto il tuo potenziale creativo. Pur avendo alcune debolezze nel carattere, sei generalmente in grado di porvi rimedio. Adori i film perché ti conducono in un'altra dimensione da cui si osserva questa. Forse ultimamente hai esagerato un po' con le spese, è il momento di rimettere ordine nei conti. Piccole divergenze in famiglia e sul luogo di lavoro saranno risolte con un po' di buonsenso. Hai una mente aperta, ma non così aperta da far cascare fuori il cervello. Imparate ad aprirvi di più e a non essere così reticenti. Capricorno. Segno femminile, di terra. Il Capricorno simboleggia concentrazione, senso pratico, intelligenza costruttiva. I nati nel Capricorno possono essere però anche egocentrici, avidi ed incapaci di mediazione. Troppo razionali per concedersi voli di fantasia, tutto deve essere calcolato e programmato per non scalfire la loro sicurezza. Soltanto persone preparate a un cammino accidentato e irregolare dovrebbero farsi coinvolgere da una relazione con te. La spinta a cercare qualcosa di meglio può renderti confuso e infelice. Nella fase iniziale di un rapporto sentimentale cerchi di mostrare il tuo lato migliore, ma questo atteggiamento forzato ti risulta alla lunga faticoso. Anche quando la tua vita è assorbita da un singolo compito, il tuo obiettivo principale resta quello di rivelarti come essere umano completo e sensibile. Il bisogno di renderti utile ti rende affidabile e responsabile. I limiti e i divieti ti irritano e hai bisogno di qualche cambiamento di tanto in tanto.
Riflessivo e sognatore, ti piace esplorare e analizzare lo spazio che ti circonda, a livello mentale, fisico, emotivo o spirituale, aiutato dal tuo intuito. Non ti lasci mettere i piedi in testa, né cerchi di piacere agli altri a tutti i costi, ma sei rispettato per la tua onestà. Siate realisti, ma senza perdere il vostro senso della meraviglia. Combattete contro le delusioni. Fate un patto con il mondo e siate aperti a quei compromessi che rendono la vita più semplice sia per voi che per gli altri. Prendete ogni cosa con più spensieratezza. Acquario. Segno maschile, d'aria. L'acquario simboleggia la fluidità e l'espansione. I nati nell'acquario sono estremamente disponibili verso gli altri, e sempre alla ricerca di orizzonti che non li imprigionino nella banalità quotidiana. Di umore variabile, non sono abituati a disciplinare i propri stati d'animo. Potresti valorizzare di più alcune delle tue capacità. Essere estroverso, a volte, ti fa sembrare superficiale. Dimostra che non è così, mettendo più in evidenza il tuo lato riflessivo. Nella misura in cui lasci prendere il sopravvento alle tue convinzioni, rischi di offuscare la tua assoluta obiettività. Fare affidamento sulla propria individualità è fondamentale per il tuo sviluppo, in caso contrario, anche la creatività più imitativa finisce per atrofizzarsi. Sei decisamente adatto a lavori di carattere creativo o comunque autonomi, nei quali stabilire per tuo conto progetti, ritmi e tempi di attività. Generalmente molto nervoso. Mostri di essere anche estremamente sensibile a tutto ciò che ti circonda, capace di assorbire molto rapidamente l'energia che hai intorno e di avvertire, in particolar modo, la negatività. Anche se sei impegnato in attività tangibili e materiali, dai l'impressione di vivere su un altro pianeta. Aspettatevi il meglio del meglio da voi stessi. Fate attenzione a non lasciarvi trasportare dagli eventi. Pesci. Segno femminile, d'acqua. I pesci simboleggiano l'inafferrabilità e la contraddittorietà. I nati nei pesci nutrono sentimenti delicati, inseguono splendide chimere ma poi si procurano con grande abilità vantaggi materiali che poi difendono con palese egoismo. Sembrano sempre in cerca di sicurezza, ma in realtà vivono bene anche nell'incertezza. I modelli che ti circondano ti influenzano, ma sei soprattutto tu a determinare ciò che sei. Audace, sempre impegnato a coordinare e integrare le diverse sfaccettature della vita e della sfera professionale, ti distingui per l'abilità di vedere le cose organicamente. Credi che le tue idee non possano essere vincolate da limiti e restrizioni e per questo a volte ricerchi i cambiamenti e le novità. Dopo aver lottato per anni prima di raggiungere un risultato, puoi scoprire, magari, che non era proprio quello che si aspettavi. In parte ciò dipende dal fatto che tendi ad essere serio al punto da goderti abbastanza i tuoi successi. Sei decisamente adatto a lavori di carattere creativo o comunque autonomi, nei quali stabilire per tuo conto progetti, ritmi e tempi di attività. Trovi un equilibrio quando accetti le responsabilità che hai a lungo evitato. A volte ingenuo, ma tutt'altro che sciocco. Sei pronto a dare molto, e capace di passare da stati d'animo molto allegri ad altri più tristi, come accade nelle giornate di primavera, che facilmente passano dal sole alla pioggia, all'arcobaleno. La sensibilità è un ostacolo alla tua carriera, specialmente quando sei alle dipendenze altrui.
Rimanete della vostra opinione.